è di oltre 29.000 euro, il valore delle 663 banconote false sequestrate nel corso del 2023 dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, in seguito alle attività dirette alla sicurezza in materia di circolazione dell'euro e al contrasto del fenomeno del falso monetario, che, in rapporto all'anno precedente, evidenzia un costante aumento del fenomeno. Tra le banconote false sequestrate, quelle con taglio da 50 euro sono le più scambiate, seguite da quelle da 20, da 100 euro, da 10 euro ed anche, con un solo pezzo, da 200 euro e da 5. I comuni maggiormente interessati al fenomeno sono risultati quelli di Vasto, San Salvo, Lanciano, Chieti e San Giovanni Teatino, ed i reati al momento a carico di ignoti sono stati segnalati alle procure di competenza. Le banconote oggetto del sequestro da parte del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria sono essenzialmente riconducibili a quelle spese presso i grandi centri commerciali ed esercizi della grande distribuzione, nonché i vari supermercati locali e gli autogrill presenti sull'autostrada, con annessi distributori stradali, aventi sede in queste province ritirati dagli istituti di vigilanza, versate anche presso la cassa continua degli istituti di credito. Un significativo supporto alle indagini arriva dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili per rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Chieti. Gli approfondimenti operativi delle Fiamme Gialle ora saranno finalizzati a ricostruire l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse come la truffa ed il riciclaggio.